L'accesso a internet, l'e-commerce, il lavoro quotidiano di tante aziende, ma deve essere veloce, deve essere ovunque e al passo con i tempi. Serve la banda larga e dentro il 2015 215 comuni veneti ne saranno serviti grazie a un intervento complessivo da quasi 30 milioni di euro. La strada è segnata e il percorso credo è obbligatorio. Tutti diciamo che l'innovazione, tutti diciamo che la velocità dei dati, tutti riteniamo che un paese come l'Italia, ma il Veneto in particolare, che fa dell'export del turismo la sua matrice di sviluppo, non può non navigare veloce. La banda larga passa per l'intervento della Regione, ma anche delle strutture facenti capo al Ministero, quali Infratel. Il numero dei nodi senza fibra ottica prima del nostro intervento erano quasi la metà. La Regione Veneto non disponeva per la metà dei nodi di accesso di fibra ottica di backhauling. Oggi siamo arrivati al 95% di fibra ottica disponibile su tutti i nodi di accesso. C'è poi fondamentale la partecipazione del privato, che in questo caso è Telecom, che si è aggiudicata il bando del Mise. Attraverso la sinergia con la Regione e l'interessamento di Infratel sullo sviluppo di alcune tratte di fibra ottica riusciamo a portare un salto, un gap sul Digital Divide sul Veneto e quindi permetteremo a tutta una serie di località, 703 precisamente sul bando, di poter accedere finalmente ai servizi di larga banda. Grazie alla sola rete fissa la copertura raggiungerà il 98,3% del territorio regionale, che pur partendo da posizioni di deficit assai gravoso, guarda oggi con ottimismo verso il futuro. Il Veneto in particolare, che fa dell'export del turismo la sua matrice di sviluppo, non può non navigare veloce, ma un Veneto che cammina bene e che ha una strada segnata obbligherà chi verrà dopo di noi a continuare su questo percorso.